in collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchina Andrea e Carlo, la galleria del gusto, nelle migliori gastronomie e supermercati. Ecco, allora stiamo in diretta, ben ritrovati, stiamo sorridendo perché ovviamente, non per l'argomento, ma insomma discutevamo sul sito dell'ospedale di Padova e vabbè, il buon Marcato ci ha dato un'idea. Allora vi presento subito Roberto Marcato, Presidente del Consiglio Comunale di Padova, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Il piacere di ospitare in studio Fausto Fanelli, Direttivo Nazionale del COIS, benvenuto. Buongiorno a tutti. E il piacere di ospitare in studio con noi Antonio Bressa, Segretario cittadino del Partito Democratico a Padova, benvenuto. Buongiorno a tutti. 049 82 57 143 se volete intervenire in diretta, e oggi parliamo di qualcosa che ci tocca tutti da vicino e ci chiediamo perché non ci sentiamo più sicuri nelle nostre città. Abbiamo paura d'uscire, non è perché comunque i media amplificano la situazione, è perché le cose succedono. E allora, aggredite delle bariste per una brioche. Poi ne ho una montagna perché li ho raccolti tutti. L'altro giorno una signora incinta di 5 mesi è stata aggredita assieme a suo marito, e il marito ha dovuto prendere a cullate perché aveva comprato una culla questi due magrebini ubriachi. Insomma, e poi secondo me la ciliegina sulla torta, spacciatore col permesso umanitario e con la casa che insomma spacciava e creava una serie di problematiche. Siamo arrivati a questo, tutto il Veneto ha visto abbassare i propri livelli di sicurezza, dati del Sole 24 Ore, e quindi ci chiediamo che cosa sta succedendo nelle nostre città, se davvero possiamo uscire tranquillamente senza venire importunati, o da chi continuamente magari ti chiede l'elemosina, o dover continuamente tenerci la borsetta, il portafoglio, insomma le mani vicini per non aver paura insomma, di essere scippati. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, Padova è scesa, anzi salita, vedetela come volete, al 75° posto, ma non vanno meglio ovviamente neanche le altre città del Veneto. E allora io guardo Roberto Marcato, e tutta questa situazione non si è creata oggi. Sono passati tanti anni e probabilmente a livello nazionale, perché il problema è a livello nazionale, non è di certo il problema del governo locale. Non sono stati fatti né da destra né da sinistra né dalla Lega serie controlli o serie iniziative per tutelare i cittadini. Ma allora intanto dobbiamo restituire però alla storia la verità, perché noi abbiamo fatto una politica di import della delinquenza extra italiana. Noi avevamo già i nostri delinquenti locali che bastavano e avanzavano. Felicetto Maniero, anche tranquilli. Eravamo famosi nel mondo per la criminalità organizzata, per il terrorismo rosso e nero, avevamo di tutto e di più. Invece cosa abbiamo fatto? Per una miopia del nostro Paese e per una fragilità poi della classe dirigente di questo Paese, abbiamo consentito che arrivassero indisturbati nel nostro Paese dei delinquenti patentati. E questi hanno aggiunto criticità a criticità, tant'è che oggi nel carcere di Padova, ma è la media nazionale, oltre il 70% dei carcerati sono persone non italiane. Quindi un problema evidentemente ci sarà. Se poi vado a vedere che una delle etnie più presenti e più pericolose sono i rumeni, allora mi chiedo per quale motivo quando Umberto Bossi si sgolò nel dire attenzione a allargare il trattato di Schengen alla Romania perché non è pronta e rischiamo un'invasione di tutto l'arco costituzionale, ci ha tacciato di razzisti. Però bisogna anche metterla dall'altra parte, perché mi pare che la Romania sia entrata in maniera diversificata con Schengen. Dovevamo noi essere pronti. Ma no, attenzione, questo Paese non sarà mai pronto, ma mai pronto. Primo perché noi siamo praticamente, a parte un pezzettino, siamo un'isola e quindi siamo aggredibili da tutte le parti. In secondo luogo perché abbiamo una classe dirigente di pappamolle, perché poi l'italiano medio è un po' una pappamolla, quindi è inutile che facciamo, dopo noi siamo pronti, non saremo mai pronti. In più abbiamo anche il Vaticano che ha la sede qui, ahimè, e quindi abbiamo anche questa, come dire, questa tolleranza a tutti i costi,
sono ingredienti pericolosi. Là si doveva dire il trattato di Schengen per un paese che non dà garanzie non deve essere allargato, così come sta succedendo con la Turchia. Mi volete spiegare per quale motivo la Turchia deve entrare in Europa? Perché fa comodo a qualcuno e poi andiamo a vedere che la Turchia però strizza l'occhio anche all'ISIS. Io sta gente qua non la voglio. Tu devi avere un passaporto. Quindi, se oggi siamo presi così, un motivo c'è. Ma poi cosa rispondiamo ai cittadini? Perché, voglio dire, nelle nostre trasmissioni abbiamo parlato spesso delle problematiche. E allora, se ti difendi potrebbe essere un eccesso di difesa. Se ti muovi in qualche direzione anche dentro la tua casa, devi rispondere all'offesa che sia uguale, equipollente al torto che tu hai subito. Insomma, Zai ha fatto una proposta e tu chiamare l'esercito, hai ragione. C'è un eccesso di garantismo, diciamo, dall'altra parte. Certo. E continuano a depenalizzare i reati. No. Questo è il messaggio straordinario. Depenalizziamo che diamo noi anche i reati, indipendentemente da tutto. Antonio Bressa, ovviamente le colpe dei padri non ricadono sui figli, lei è giovane, però bisogna tirare una linea a un certo punto e decidere che paese vogliamo diventare. Se una donna o un uomo, un ragazzo non può nemmeno uscire di casa perché, non so, ha paura di fare un cavalcavia in una certa zona, gli venga portato via il cellulare, piuttosto che la bicicletta, cioè sono furti, quello per esempio della bicicletta, sono piccoli ma sono continui e nessuno va più a denunciare. La gallina nella zona di campagna, cioè sono cavolate, però insomma uno comincia anche a sentirsi poco tutelato. Certo. E chi dovrebbe garantire queste persone? Beh, dovrebbe garantirle in primis lo Stato o le forze dell'ordine, con l'ausilio chiaramente anche, insomma, di quello che possono fare i sindaci e i comuni sul territorio. È evidente, insomma, che c'è una situazione di pericolosità nelle nostre città e non possiamo ascriverla semplicemente a una questione di percezione. Su questo credo che anche in passato si sia sbagliato, perché un problema di criminalità diffusa c'è nelle nostre periferie, nelle nostre città, e quindi bisogna affrontarla di petto, sapendo tra l'altro che non è una questione che riguarda solo piccoli fenomeni di criminalità locale dovute magari all'immigrazione. C'è anche quello, ma dobbiamo considerare, è una cosa che sta emergendo con chiarezza, che anche i fenomeni più piccoli sono collegati alla criminalità organizzata. Quindi ci vuole veramente un'azione di sistema che mette insieme tutti gli operatori, diciamo, dalla polizia municipale fino alle forze dell'ordine, al Ministero dell'Interno per agire. Cosa gli dice alla signora che va a ritirare la pensione, alla donna che viene scippata, al ragazzo che gli portano? Cosa gli dici? Nel mentre che aspettiamo questa grande coordinazione, questa cavalleria, cosa gli diciamo? Perché non c'è niente che si possa fare? È evidente, insomma, che nessuno qui ha la bacchetta magica, e lo ha dimostrato anche il sindaco Bitonci a Padova di non avere nessuna bacchetta magica, perché la situazione evidentemente aveva qualche difficoltà che era cresciuta negli anni, e oggi, insomma, non credo che i cittadini possano constatare particolari miglioramenti, e io, insomma, spero che questi miglioramenti arrivino, perché prima ancora di essere rappresentante di una forza politica sono un cittadino che spera, insomma, che il sindaco riesca a risolvere i problemi della città. Per la città? Ma io sinceramente non ho mai avuto grandi timori nell'aggirarmi per la città a qualsiasi ora, ma probabilmente perché, insomma, non sono uno di quei soggetti magari maggiormente aggredibili da criminali, insomma, o da facinorosi, però, insomma, parlo con le persone e so che tanti invece questo timore ce l'hanno, e siccome la politica è chiamata a dare risposte, credo che debba entrare nell'agenda politica di tutte le forze, insomma, che si occupano di risolvere queste questioni, perché si arrivi a delle soluzioni. Speriamo, perché intanto poi chi ha il problema che viene scippato, ma proprio anche il piccolo reato. Sì, invochiamo l'esercito della salvezza, e questa è una cosa interessante. Allora, 5.000, pensate, i reati sono stati tantissimi, più di 5.000 mi sembra ogni 100.000 abitanti, insomma un dato davvero allucinante. Abbiamo una telefonata e poi sento Fausto Fanelli che gioisce per tutte le risorse che vengono date alle forze dell'ordine, a questa grande coordinazione che vi stanno garantendo. Telefonata da casa, pronto, buongiorno? Pronto? Volevo dire una cosa, non sono né di destra né di sinistra, niente, sono apolitica. Vorrei dire una cosa a quel ragazzo lì, che il dottor Bitonci ha trovato tutto quello che ha lasciato Zanonato. Non è che in 6 mesi fa quello che Zanonato doveva fare in anni che era lì, questo volevo dire al ragazzo. E poi stanno facendo delle riunioni della sicurezza, ma per gli anziani, come devono comportarsi, ma quando c'è un ladro fuori casa.
per non dormire giorno e notte? Ma si può fare la legge in 10 minuti di mandarli tutti a casa loro, prenderli con charter e mandarli non so dove vanno? E chiudere le frontiere? Siamo stanchi di chiudersi in casa, perché io adesso ho speso migliaia di euro per mettermi l'allarme e io non voglio vivere in questa maniera a casa mia. Grazie, buongiorno. Grazie per il suo intervento. Allora, migliaia di euro per mettere l'allarme la signora spesa, è chiaro che, come dico sempre, le colpe dei figli non ricadono, cioè le colpe dei padri non ricadono sui figli. Certo è che comunque c'è stato anche un po' di lassismo verso alcune situazioni. Torniamo dopo la pubblicità 049 82 57143 e sentiamo cosa ha da dirci in maniera pacata, calma, serena. Ci prova Fausto Fanelli. A dopo. In collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchin Andrea e Carlo. L'arte della pasta fresca. In collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchin Andrea e Carlo. L'arte della pasta fresca. È molto calmo Fausto Fanelli. 049 82 57143, diteci la vostra. Allora, perché non siamo più sicuri nelle nostre città? Abbiamo perso questo diritto di poter, insomma, di giorno ma anche di notte, perché anche di giorno succedono fatti davvero eclatanti, di poter starcene tranquilli, di poter, non so, chiacchierare con un amico senza dover continuamente avere l'ansia che ti si avvicini qualcuno o che ti vengano portati via insomma, i beni. Fausto Fanelli, soldi non ve ne danno, o se ve ne danno, ve le danno col contagocce. Non vi danno la possibilità di avere un turnover importante, quindi le persone che sono in forza alla polizia di Stato hanno una media tra i 40 e i 50 anni per il momento, ma insomma, andando un po' più avanti faccio fatica a vedere una persona tra i 50 e i 60 che faccia guardia e ladri, insomma, che possa rincorrere in maniera importante qualcuno, insomma, che ha commesso un reato, e siete così a stracci. Sì. Mi viene da dire questa cosa a cenci. A cenci, ma più che altro è che al di là che la politica parla bene e va poi dopo di fatto dall'esatto opposto del buonsenso, perché se si vuole fare sicurezza in questo paese penso che ci sarebbero tutti i presupposti per farlo. L'abbiamo detto e lo ripetiamo fino alla nausea che i tagli fatti alla sicurezza nel sistema ragionieristico che hanno fatto i governi centrodestra e i governi centrosinistra, con quel discorso di tagli lineari indiscriminati, di togliere via soldi a quei settori, a quei reparti importantissimi della Polizia di Stato e di tutto il comparto sicurezza, è un'azione di autolesionismo nei confronti della sicurezza nazionale. Allora, questi tagli lineari, voglio dire, Fanelli, dovevano tener conto che magari sarebbe stato meglio tagliare, detta così magari mi odieranno, ma magari l'esercito, chi se ne frega di 100 generali. E questo è il presupposto fondamentale. Piuttosto che di 1000 ci sono colonnelli, reparti, settori, divisioni che non servono a niente. Non è che chiami il colonnello dell'aeronautica se hai problemi, chiami il 113 o il 112, chiami la polizia, chiami chi è vicino. Ci sono dei settori che probabilmente meritavano di essere tagliati perché sono infruttuosi, infruttiferi, e altri settori che quelle risorse da dove le risparmiavi ci concentri, ne metti di più. No, noi andiamo a chiudere 269 presidi di polizia, secondo la logica dello spending review, dove polizia postale, che è la polizia del XXI secolo, cioè, quella quella che trova i pedofili online, bravissima, quella che va a prendersi online. i pedofili, quella che gestisce e va a assicurare alla giustizia i responsabili delle truffe, delle frodi informatiche e via dicendo. Si chiudono i presidi di polizia ferroviaria lasciando tratte, sì, la Polfer, la polizia ferroviaria, si chiudono sezioni nautiche perché siccome, come diceva giustamente prima Marcato, noi siamo un paese che ha 7.000 chilometri di coste,
coste, abbiamo anche la bella decisione di chiudere le sezioni nautiche che pattugliano e controllano le nostre costiere. Si vanno a chiudere poi sezioni della polizia stradali, sottosezioni. Questa è la politica di scellerati, di persone che dovrebbero fare ben altro mestiere che i nostri governanti. O forse dovrebbero provare un giorno da poliziotto. Dovrebbero venire un giorno a fare i poliziotti con noi. Mi fa vedere i suoi cenci? Eccolo qua, se i nostri governanti Allora, venissero, cominciamo. si renderebbero conto del sacrificio che ogni giorno gli uomini e le donne della Polizia di Stato Allora, tenga un po' più lo su. rendono Questo allo è Stato. un pantalone di divisa. Questa è una divisa tutta DOP, che ci hanno in dotazione i nostri colleghi del reparto mobile, di tutti i reparto mobili d'Italia. Questo è quello che è successo 2 settimane fa in una semplice partita sportiva, una partita di calcio. Una persona va a lavorare di domenica per portare un pezzo di pagnotta a casa e ritorna con queste condizioni. Vi dico, Okay. cioè da qua si Ovviamente proprio come che avvengono? Sì, avvengono che i giornalisti su. parlano ancora di bombe carta. In realtà dentro le bombe carta vengono messi i bulloni e i chiodi, e queste sono le situazioni in cui i nostri colleghi sono costretti a dover lavorare. A parte che ci sarebbe anche da discutere sulla qualità di questo stivaletto, che dovrebbe indossarlo il ministro Alfano per fargli capire che è assolutamente inefficace. Ci sarebbe da fare anche una discussione in termini di protezione individuale. Dovrebbe portarli Alfano e vedere cosa succede quando ti arriva un bullone sulla caviglia. E veniamo alla dopo, carta. ecco il risultato. Io spero che voi possiate vederlo senza vede. riflessi di riflettori. Questo è il polpaccio della gente Questo è il colpito. polpaccio di un nostro collega che è andato a lavorare la domenica in una semplice Partita di calcio. Stiamo parlando che diventano vere e proprie guerriglie, azioni terroristiche. E di cosa succede? Succede che no, è bomba a carta, è un'azione dolosa, questo è un atto di terrorismo. Quando una persona rende un ordigno, lo rende potenzialmente così offensivo, diventa un ordigno militare, è gettato dentro un gruppo di persone, quello non è più un'azione, diciamo, una lesione dolosa, è una tentata strage. Quindi se queste persone, invece del DASPO, di tutte le formule preventive, le diffide dagli stadi, venissero messi in galera una ventina d'anni per tentato omicidio o tentata strage, probabilmente quello deficiente che va a tirare un'altra bomba a carta con i chiedi bulloni ci penserebbe 10 volte. E invece, siccome viviamo in uno stato dove c'è l'insicurezza, l'incertezza della pena, visto anche le modifiche che sono state apportate recentemente sugli edittali, no? Perché in galera ci preoccupiamo di svuotare le carceri, non di riempirle, di rieducarli, di fargli fare anche i lavori forzati, i lavori socialmente utili. No, il nostro problema è di tenerli fuori e quindi di rendere non prendere ovviamente, chiamiamole così in maniera molto semplice, le multe della Commissione Sì, le multe, non costruiamo altre carceri, assumiamo altra polizia penitenziaria. Infatti ne sono uscite circa 15.000 a settembre, no? Per rientrare nei parametri. Ci rendiamo conto che siamo un paese allo sbando e che ci sono il fiorfiore, diciamo, i cittadini migliori, i figli migliori di questo Stato, che stanno lì a fare un servizio a beneficio della collettività, per la quiete pubblica. Qual è la prognosi per il suo collega? Adesso non la so, però sicuramente avrà 6-7 mesi di è un uomo in meno che sta come sta, con tutte quelle problematiche che avrà. Già siete pochi, poi se vi riducono così, addio. Per una partita di calcio. Dobbiamo parlare anche di Bologna. Allora ci arriviamo. Sono queste le condizioni. Sì, marcato. Allora, noi abbiamo visto questo materiale che noi in diretta ci fa anche un po' più riflettere, perché lo vediamo davvero bene dal vivo, cioè ancora insanguinata la tuta, il pantalone. Ma noi dobbiamo mandare queste persone allo sfacelo, così, allo sbando, come si mandavano i romani nelle prime file o i ragazzi del 99, così? Prima mandiamo sta gente. Cioè, noi siamo il paese dove dell'impossibile. Anche gli inglesi avevano il problema degli hooligans, no? Avevano queste bande di pazzi scatenati che devastavano i loro stadi, andavano all'estero, devastavano gli stadi degli altri. Poi a un certo punto hanno deciso che questo problema andava risolto e l'hanno risolto. Oggi in Inghilterra tu hai il pubblico che arriva a 1 metro dal calciatore, non succede nulla.
non ci sono più problemi. Sarà che se le società di calcio pagassero davvero il lavoro degli agenti, gli straordinari, forse scemerebbe la cosa? Cose di questo tipo, io chiudo lo stadio per 6 mesi, punto, basta, cioè, e lo facciamo a porte chiuse, e voglio vedere dove va. Il problema è che poi qua in Italia, se 10 tassisti hanno bloccato le riforme di Bersani quella volta, le lenzuolate, lui ha dovuto, perché 10 tifosi ti bloccano la città, è tutto così, cioè è questo che è incomprensibile. Noi siamo un paese fantoccio, un paese che non esiste. Cioè noi siamo quelli che dovevamo parlare con Gianni Acaronia. Noi siamo quelli che devono trattare questa città qua, ma non esiste. Gianni Acaronia. Allora non esiste. Non siamo un paese, quello è il problema, non siamo un paese. Allora, è chiaro che Bressa, lei rappresenta il partito che ovviamente sta al governo, assieme poi al Nuovo Centrodestra con Alfano. Fa male vedere questo, perché fa male e si capisce che sono messi come poveretti, come sommessi. Cioè, fa molto male perché insomma sono servitori dello Stato che, come si diceva, sono in prima fila per garantire la sicurezza degli altri. Noi bene sappiamo insomma quanto sia prezioso il loro lavoro. Lo dico anche come esponente del Partito Democratico di Padova, perché è successo solo qualche settimana fa che le forze dell'ordine della città hanno difeso la nostra sede rispetto anche a una manifestazione violenta che voleva entrare dentro il nostro cortile, dentro la nostra sede, quindi il ringraziamento alle forze dell'ordine, alla polizia va fatto sempre con costanza anche da parte nostra. Fa male e posso testimoniare che i deputati veneti del Partito Democratico hanno fatto un'interrogazione al ministro Alfano. Ma gliel'hanno portata questa roba? Alla luce, probabilmente non erano a conoscenza di queste cose. Sarà il caso che qualcuno prenda, porti i fanelli e fuori l'interrogazione è fatta bene. Raccogliendo i dati che ci hanno fornito i sindacati di polizia, adesso io ho presente SAP piuttosto che altri, che hanno dimostrato come dal 2006 al 2013 per esempio le risorse destinate proprio per mantenere l'organico delle forze dell'ordine e della polizia sono andate costantemente calando, nonostante la popolazione in Veneto per esempio sia aumentata e i fenomeni criminosi comunque continuino ad aumentare. Quindi questa cosa noi al ministro Alfano l'abbiamo detto, speriamo insomma che ci sia una risposta. Volentieri, la facciamo avere ai nostri deputati perché la portino al ministro. Un conto è parlare di numeri, di cifre, è un conto cominciare a rendersi conto. Io anzi io inviterei Alfano a dire vada a visitare questo ragazzo per vedere come sta, venga a vedere queste cose. Dopodiché non è vero che non c'è nulla, non c'è nessun tentativo anche concreto, reale del governo per cercare di migliorare la situazione. Io voglio ricordare, siccome è venuto fuori l'argomento, anche il decreto Stadi. Il decreto Stadi è un provvedimento che ha assunto il governo Renzi per cercare di arginare questi fenomeni di violenza negli stadi, e la cosa interessante e importante è che finalmente si fa sì che siano le società sportive a dover pagare per i servizi di sicurezza, per garantire. Senta, Bressa, noi torniamo dopo la pubblicità. La sanità, insomma, negli stadi. 049 8257 143, diteci la vostra, dite insomma quello che avete visto, le vostre sensazioni, le vostre impressioni, magari un'interrogazione sul concetto della polizia postale nell'epoca di internet non sarebbe male, perché voglio dire la pedofilia, i reati telematici sono in forte aumento e lo saranno sempre di più. A dopo. Ma voglio dire... Siamo ritornati in diretta 049 82 57143, diteci la vostra. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo. Posso parlare? Prego. Sì, certo. Pronto? Sì, ci dica tutto rapidamente, intanto grazie. Buongiorno di nuovo. Sono Nadia e parlo da Padova. Volevo dire al signore di sinistra che avete lasciato la città come un porcile e adesso Bitonci, quel carissimo ragazzo, sta facendo qualcosa. Non c'è più un tappeto per terra e si può camminare perché io pago le tasse dappertutto. E l'arroganza del comune, che addirittura una segretaria di Ivo Rossi si è permessa di chiudermi il telefono, mandateli a casa, questa è la vostra arroganza.
Volevo venire al dunque. Io, moglie di militare, 50 anni fa, quando mi sono sposata, non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale pulita. Abbiamo l'Italia invasa da gente senza regole. Allora, se una persona non mi vuol dare i dati di dov'è, la lasci senza mangiare, perché non deve mangiare il mio pane che abbiamo sacrificato dopo la guerra noi anziani e viviamo in questa situazione, non ne possiamo più. Al signor Roberto qua della Lega complimenti, e all'altro signore della polizia, come si dice, vi stiamo cercando quando siete per la strada, tutte le forze dell'ordine, se ci sono, e quando ci sono non ci fanno altro che tanto piacere, perché con voi ci sentiamo sicuri. Ecco. Tolleranza zero. Perfetto, mettete la allora gente guardi, sugli scusi, porti autobus. pazienza che io vado avanti. Allora, borseggi più 16,9%, scippi più 4,2%, furti nei negozi più 12%, furti e rapine presso le abitazioni più 19%. Posso Che rispondere alla signora? Sì, appunto, Bressa, volevo dire, ma cosa noi diciamo alla gente davanti a questi che non sono dati inventati, ma sono dati che vengono dal Ministero dell'Interno, che sono dati che vengono pubblicati come sempre ogni fine dell'anno? Cosa diciamo noi alla gente? Ma alla gente diciamo insomma che l'impegno deve essere quello di trovare al più presto soluzioni e fare in modo che anche le forze politiche si parlino, perché è una questione così importante dove insomma anche la propria parte politica probabilmente deve venir meno per un'azione coordinata, forte, a partire dalle nostre periferie. Però ci tenevo a rispondere alla signora perché insomma invocava il fatto che il centro-sinistra in qualche modo non ha salvaguardato diciamo, la sicurezza della città. Ecco, io mi permetto di dire alla signora che evidentemente se il centro-sinistra a Padova avesse fatto tutto in maniera perfetta avremmo rivinto le elezioni. Per cui se le elezioni non le abbiamo rivinte è perché forse qualche problema evidentemente c'è stato e dobbiamo anche noi fare autocritica, cercare di capire quali sono stati, poi quando va a votare, sono stati pochi che ormai vanno a i votare, limiti punisce. per migliorare e per dare risposte e progetti, insomma, per quando torneremo al governo più efficaci per venire incontro ai cittadini. C'è anche da dire che però non possiamo dimenticare come l'amministrazione di centrosinistra, si pensi alla questione di Vianelli, abbia risposto con grande forza a tematiche sociali che toccavano il tema della sicurezza. Zanonato è passato alla cronaca come lo sceriffo rosso, per cui evidentemente un approccio molto forte per risolvere le questioni dell'immigrazione che portava poi a dei fenomeni di insicurezza c'è stato. Mi permetto di dire un'altra cosa sulla questione dei clandestini che non vengono identificati. C'è un grosso problema perché queste persone non vogliono essere identificate per il fatto che nel momento in cui lo fanno sono costrette a rimanere all'interno del paese perché gli accordi di Dublino, quelli sull'immigrazione, sì, li ma conosciamo. Non è che se vanno fuori ce li rimandano indietro comunque con gli accordi di Dublino, anche se vanno in Francia, in Austria, appena varcano il confine ce li rispediscono indietro. No, nel momento in cui loro entrano in un paese e fanno la richiesta di asilo politico e vengono per esempio dalla Siria, come è il caso di quelli che sono arrivati ieri a Padova, dove c'è il problema dell'ISIS, questi paesi in applicazione della Convenzione di Ginevra e degli accordi di Dublino sono costretti a tenerli nel proprio Stato. I richiedenti asilo politico il problema... una manciata. Allora, non sono tanti richiedenti asilo politico, perché se andiamo a vedere le richieste di asilo politico, le richieste sono Milano, tante, quelle che vengono accolte sono meno. Vabbè, ma le richieste sono comunque tante. Sono state accolte l'anno scorso, mi pare, a Milano, piuttosto, cioè, rimangono poi dentro il centinaio. Sì, però questo per dire che se c'è un problema di identificazione, siccome comunque magari sono pochi, ma tutti sperano di avere quello status perché prevede insomma dei diritti che gli altri non hanno. Tutti richiedono, o molti richiedono lo status di rifugiato. Spacciatore con permesso umano. Esatto. A chi diamo i permessi? Esatto, ma a chi li diamo? Il problema qual è? Il problema, intanto quei permessi li abbiamo dati quando nel 2011 con l'emergenza del Nord Africa è stato il ministro Maroni a concedere i permessi umanitari per l'emergenza Nord Africa. Non ci sono mai stati tanti decreti flussi come con il ministro Maroni al Ministero dell'Interno. Chi ha firmato gli accordi di Dublino nel 2003? Il ministro dell'Interno era Scajola, non era un buonista del centrosinistra.
Poi potrà raccontarci Scajola che li hanno firmati a sua insaputa. Chiaro. Però Allora, là al governo c'era la Lega e quindi insomma quando ci dicono che il centro-sinistra è buonista, no, probabilmente c'è da fare un esame a 360 gradi di tutte le forze politiche di come hanno governato il paese negli ultimi 15 anni. Allora è chiaro che c'è anche un problema, perché noi poi ci ritroviamo con la mazzata con gli accordi di Dublino piuttosto che nuove direttive europee, diciamo ma com'è possibile che l'abbiano fatto, non sappiamo niente. Ma quando non conti nulla, firmi, non è che puoi metterti... Ma perché sono passati anni, cioè tu lo firmi nel 2000, ti entra in vigore che ne so nel 2015, dici come il trattato di Lisbona o altre cose che io lo prendo perché e poi questo è il mio mestiere. Il discorso che faceva giustamente lui è che quando il carcerato è andato a firmare nel 2003 il trattato la Convenzione di Dublino 2, non si era reso, probabilmente non si era accorto che stava praticamente firmando la condanna a morte dell'Italia, ma l'hanno sottoscritto anche Spagna, Grecia, e quella è stata una mossa molto abile dei paesi nordici che hanno demandato, e qui l'inganno che i telespettatori devono capire, che Germania, Inghilterra, la Francia, la Danimarca ha lasciato la patata bollente a quali paesi? Quelli che sono affacciati al Mediterraneo, quelli più prossimi all'Africa, perché è vero, è corretto che se avviene l'attività di identificazione, poi lo Stato che avvia questa attività di identificazione è anche competente per il procedimento, per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico. Ovviamente se loro lo fanno questa attività, inficiano poi l'eventuale richiesta che fanno nei paesi del nord. E i nostri cari consociati, gli altri membri della comunità europea, ce li impacchettano in vere e proprie deportazioni, e anche questo l'Italia dovrebbe farlo presente al Tribunale dell'Aia, perché non si possono impacchettare e fare vere e proprie deportazioni, perché proprio sono espressamente vietate. Non possono fare come hanno fatto in Austria, treni interi e rimandarceli in Italia, demandando a noi questo problema. Vabbè, e allora, siccome siamo stati così fessi da firmare cose a nostra insaputa, un carcerato caro Marcato, è chiaro che la grande assente qui è stata la politica, che sia di destra o di sinistra non importa, perché ormai la gente ne ha le scatole piene. Come risolviamo la cosa? Aspetti, prendiamo la telefonata a casa, perché do grande rispetto sempre per chi ci telefona. Vista anche la crisi, la bolletta costa. Pronto? Buongiorno. Salve, buongiorno. Prego. Sono Augusto che chiamo dalla provincia di Venezia. Prego. Volevo parlare con l'amico Lega, ma non mi sembra. Prego, parli. Niente, volevo un po' dire una cosa. Io, sì, proprio con te che stai adesso avanti alla telecamera. Niente, io sto assistendo, mio malgrado, a questa Italia, di tutto quello che sta succedendo, ma vale ancora la pena di continuare ad andare avanti così. Abbiamo i politici che si scannano ogni giorno a far vedere quello che non è. Si vede di santo Emilio ormai che l'Italia è fallita, che non può andare avanti così. Praticamente ci hanno distrutto in tutte le maniere, basta, fermatevi, per l'amor di Dio, fermatevi. Finché siete in tempo. Allora, grazie al nostro spettatore di Venezia, Marcato, dice vale la pena andare avanti così, in questa Italia qua? Il telespettatore ha centrato in pieno la faccenda. Io sono convinto che non ne usciamo. Sono convinto che non riusciamo perché, questo lo dico spesso, da quando è entrato in campo Berlusconi nel 94, noi abbiamo avuto 8 anni di governo di centrodestra, di centrosinistra, 9 anni di governo di centrodestra, poi fallito questa esperienza politica, chiamiamola così, sono arrivati i tecnici, fallimento, poi sono arrivate le larghe intese, fallite, sono arrivate le microintese, fallite, e poi sono arrivate una serie di Presidenti del Consiglio non eletti dal popolo, che io riconosco anche in Renzi una grande passione, una grande volontà, ma i risultati
Cioè, i fondamentali di questo paese continuano a peggiorare giorno dopo giorno. Allora, abbiamo provato tutto, cioè, non so cos'altro, quale altra alchimia politica, istituzionale potremmo provare. Abbiamo provato tutto. E ogni anno lo dice Giampaolo Panza, abbiamo avuto un decremento delle potenzialità di questo paese, e mentre gli altri in qualche modo iniziano a vedere un po' un barlume di luce, noi abbiamo un PIL Spagna, che è Irlanda. ancora messo così. Allora, io sono convinto che, visto che tutta la nave non si può salvare, almeno salviamo una scialuppa, e io sono per arrivare all'indipendenza del Veneto. Sono assolutamente convinto che questo sia l'unico modo per salvarsi. A pezzi. Anche perché è inutile cambiare i giocatori se tu continui a mantenere le regole del gioco sbagliate. Se tu puoi avere anche un centravanti meraviglioso in una squadra di calcio, ma se c'è una norma che dice è vietato fare gol, ti puoi avere Van Basten davanti, puoi avere chi vuoi, il gol non lo fai. Noi abbiamo le regole sbagliate. È impossibile cambiarle, perché ci hanno provato tutti, ma ci sta provando Renzi, che addirittura questo dorme a Palazzo Chigi. Penso sia l'unico. No. Quindi è là la mattina e la sera. E sono convinto che ci sta mettendo tutta, ma non ci riuscirà neanche lui, perché questo sistema è talmente autoreferenziato, talmente tetragono, granitico, che non lo scardina nessuno. Non c'è modo di... Allora dico, cosa dobbiamo aspettare? Salvini sta facendo adesso questa politica, per cui dice cerchiamo di portare i nostri valori anche al Meridione, per vedere se il Meridione la parte buona di questo Meridione si può salvare. Ne vedremo, insomma, vedremo, però voglio dire, ad oggi abbiamo provato tutte le formule possibili di questo paese, abbiamo cambiato anche le leggi elettorali, abbiamo fatto di tutto in maniera democratica. Com'è che in Italia qual è il risultato? Zero. Ci sono centinaia di signori Dopodiché, che fanno la ciambella e riesce sempre col buco. Mi permetto di dire l'ultima cosa e poi mi taccio. Quando la storia analizzerà questo periodo italiano andranno a vedere che 3 giorni dopo l'esplosione dello scandalo di Mafia Capitale, il Presidente della Repubblica ieri dice che è eversiva l'antipolitica. È eversivo rubare? È eversivo quando tu vieni votato dai cittadini e tu rubi ai cittadini. Questo è eversivo. Non l'antipolitica, non che oggi si arrabbia contro il sistema marcio. Noi torniamo Napolitano ha detto è eversiva l'antipolitica. È eversivo non restituire il maltolto, uno scollamento fra classe dirigente e popolo. 049 82 57 143 se volete dirci la vostra dopo. Siamo tornati in diretta 049 82 57 143. Renzi ce la può fare, Bres? Io credo proprio di sì, ma credo anche insomma, che in questi primi mesi di governo abbia dimostrato insomma, una grande volontà di cambiamento e anche la capacità di mettere in atto insomma, dei provvedimenti che sono il segno insomma, che le cose non restano sempre uguali. Questa legge di stabilità, per fare solo un esempio, è una legge di stabilità che per 16 miliardi è finanziata dalla spending review, vuol dire agire dove ci sono gli sprechi in questo paese, togliere risorse che non sono fruttuose e per metterle a disposizione magari di una ridistribuzione delle risorse. Mi scusi se ci saranno 18 miliardi di tasse in meno, per esempio, per questa spending review che prevede tagli e entri, non è un po' a babbo morto, cioè nel senso ci sono tutti questi soldi per finanziare tante altre cose, togliendo poi i tagli, cioè abbiamo anche questa sensazione. Si dice un po' così in Toscana, babbo morto, cioè comunque con la speranza che poi davvero le cose si incastrino uno sull'altro, e sappiamo che è difficile, no? Gli stessi 80 euro che vengono destinati in busta paga sono finanziati anche grazie a questo tipo di tagli. Le stesse risorse che vengono messe per ridurre l'IRAP, per togliere la componente lavoro dell'IRAP, quante aziende in Veneto beneficeranno della riduzione dell'IRAP, vengono ottenuti con queste risorse, altre aumentando anche la tassazione, perché non bisogna mica nasconderlo. Ci sono degli interventi che per esempio sulle rendite finanziarie vanno ad aumentare la tassazione, però quelle risorse vengono distribuite per chi produce, per chi lavora, quindi cerchiamo di passare dal paese della rendita al paese delle persone che producono, che lavorano, dando agevolazioni a loro, non a quelli che non fanno nulla. Speranza, nella stessa finanziaria però c'è un paragrafino
che stanziano non so quanti centinaia di migliaia di euro per l'assunzione di nuovi forestali in Calabria. E ora noi veniamo fuori, c'è questo che dico, questo paese non ne esce più, non ne escerà mai, perché dico, ma chi si chiama, come hai visto una giungla in Calabria? È un deserto di tartari, che cosa serve? Guarda, allora, questi continuano a assumere. Sai bene che quando la legge di stabilità, la cosiddetta finanziaria, come la chiamavamo un tempo, passa dentro le Camere, c'è il cosiddetto assalto alla diligenza. Sì, certo, per cui è probabile che qualche deputato abbia inserito magari qualche emendamento per trovare, insomma, per finanziare una logica clientelare, perché succede questo e bisogna denunciarlo sul proprio territorio. La gente che a casa aspettiamo di vedere come uscirà da entrambe le Camere. Ma la gente che a casa si aspetta di vedere delle soluzioni importanti e magari che ci stiano forse questi forestali, ma che ci stia anche un segnale forte. Chi delinque sta in carcere, la famosa regola chi rompe paga, i cocci sono suoi. È così deve essere. E così deve essere, perché una signora, un signore che esce, gli viene procurato un danno, o il collega che ha un danno del genere, è un danno per tutta la vita. Sì, e allora ci sono i vigili a Padova che cacciano via i venditori ambulanti e che i cittadini che fotografano e va a denunciarli, ok? Non gliene frega in fondo forse niente di avere 80 euro, magari starebbe anche senza gli 80 euro, sarebbe stato il suo collega magari senza gli 80 euro, ma sano con la sua gamba. È un paese che noi ci veniamo feriti e siamo costretti anche a pagarci le spese sanitarie. Questo è anche il paradosso di questo paese in cui viviamo. E il problema, visto che ho considerato che abbiamo colleghi che sono carne da macello, il problema del governo, il problema dei lavori parlamentari qual è? È quello di metterci un numero identificativo sulla testa, capito? Perché dobbiamo essere rintracciabili, partendo dalla premessa che tutti i fatti incresciosi che hanno riguardato appartenenti alle forze dell'ordine sono state tutte poi trovate e portate ai processi da chi è stato assolto e chi è stato condannato. Nessuno l'ha fatta franca, partendo da questo presupposto. In secondo ordine viene da ridere che il problema fondamentale adesso del governo è quello di darci un numero identificativo e non si preoccupa che i facinorosi, gli antagonisti, quelli di estrema sinistra, i centri sociali vanno nelle piazze militarmente organizzati con veri e propri reparti, scudi, blindati, caschi, volti travisati. Allora il numero non glielo danno mica. Scusi, mi fare la provocazione, glielo mettono qua, ve lo mettono qua il numero? Il numero mi stai istigando? No, perché insomma mi istighi perché vabbè, sapessi io dove glielo mettessi il numero ai politici che non sanno fare il loro lavoro. Il taser come la mettiamo? Ma sì, ma tutte queste cose importanti, serie, che c'era da fare. Qualcuno, non dico tutti, del Partito Democratico, della Lega, c'è gente seria con cui si può parlare, si possono fare tavoli costruttivi. Il fatto che ti avevo già detto in altre trasmissioni, il caso di Aldobrandi, noi abbiamo come Polizia di Stato una pistola e un manganello. Avessimo avuto un altro strumento, quale poteva essere il gas, lo spray al peperoncino o il tasser, no? Quante persone, quanti ferimenti, quanti fatti incresciosi si sarebbero potuti risolvere? L'introduzione del taser parte da un'idea del Partito Democratico, insomma, che poi allora, tasser e peperoncino spray, anche quelle sono nostre iniziative. Poi ci saranno prendiamo la telefonata all'introduzione di questo, poi voglio vedere che cosa succederà, perché poi dirà ma me l'ha puntato, ma è stato, insomma, anche lì ce ne saranno delle perlomeno perché... gli posso fare il danno all'occhio, ma non telefonata da cá, attenzione all'eccesso di difesa, è caduta la telefonata. Allora, Bress, si potrebbero dare più strumenti a queste forze dell'ordine per tutelare i cittadini, in modo che chiami una volante, di sera ti succede un fatto e che tu speri che quella volante abbia la benzina, o che la volante poter chiudere il presunto reo dietro e che non gli si apra il portellone mentre lo stanno portando in questura. È evidente che c'è un problema di risorse, lo dicevamo anche prima. Per esempio in Regione Veneto abbiamo fatto
una battaglia perché all'interno del bilancio fossero stanziate delle risorse per la sicurezza, e per anni la Regione Veneto, a guida leghista, quindi si aspetterebbe un'attenzione nei confronti del tema della sicurezza, ha destinato solo qualche centinaia o solo circa 100.000 euro nel giro di 3-4 anni. Per fortuna, con un'attività seria di opposizione, nell'ultimo bilancio del 2014 abbiamo fatto stanziare 2 milioni di euro per la sicurezza, perché anche il Partito Democratico, assieme a Italia dei Valori e altre forze, ha chiesto con forza che magari piuttosto che finanziare rievocazioni storiche o attività che poco hanno a che vedere con la sicurezza dei cittadini, si spostino queste risorse dove c'è realmente bisogno. E allora, dei bellissimi accordi da firmare con altri paesi europei. Chi delinque nel nostro paese subisce un processo, poi se ne debba ritornare nel suo paese a scontare già Gli ha detto firma. E in qualche modo si potrebbe provare, no? Ma non contiamo niente, il problema è che non contiamo nulla. Il problema è che puoi mostrare i muscoli, il problema è che bisognava agire nel momento in cui quell'accordo è stato stipulato, perché una volta che è stipulato tu aspetta che siano i paesi del nord a riaprire la discussione e a cambiare, perché e quindi una volta la Romania che è stato stipulato, che si prende indietro loro... Ma vi ricordate la volta, non so se era Rossi o Zanonato che cosa ma tenivi, cioè... Ma chi lo fa fare? La polemica è nata tra Sarkozy e mi ricordo anche la Francia tentò di fare un esodo in Romania. Ma quindi cosa si può fare? Non si possono mandare via le persone che delinquono, diciamo non italiane. Farle stare in galera. Ma dove? Perché le galere sono piene e poi ti fanno la causa. Poi ti costruissero, assumessero altri agenti della polizia penitenziaria, poi altri assistenti sociali, perché le carceri non danno solo da mangiare progetti di lavoro nei carceri come Padova, per dove la recidiva per chi lavora è del 10%, per chi non lavora del 90%. Socialmente, lavori socialmente utili. Tra l'altro leggevo recentemente su un sito di una televisione cinese, addirittura in Cina chi va in galera deve pagare i danni, cioè si deve automantenere. Cioè non può stare in galera a spese del popolo cinese, deve stare in galera e deve lavorare per mantenersi la sua detenzione. Senta Fanelli, io le chiedo una cosa che lascia sempre molto sbigottiti tutti quanti. Voi prendete uno, lo fermate, lo inquadrate, fate tutto quello che dovete fare e poi il giorno dopo il magistrato ve lo libera o ve lo manda. Ma io non me la piglio col magistrato. Il magistrato, poveretto, ma noi applica le leggi. Se le leggi ce le ha, lui le deve applicare. Ora che lui, il magistrato, te lo prenda e te lo metta in libertà, perché adesso con tutte le riforme, quella ultima è sconcertante. Noi abbiamo il fatto della carcerazione preventiva che non debba essere applicata per quei reati di tali superiori nel minimo di 5 anni. Capite che cosa significa? Significa che lo stalker che noi prendiamo, che adesso possiamo arrestare e tenerlo anche in carcere, non ci sta in carcere, lo dobbiamo prendere, denunciare a piede libero e rimetterlo in libertà. Poi dopo, se lo stalker, che è un squilibrato mentale, o un pazzoide, ti va a ammazzare la parte offesa, come nel caso di questi periodi del femminicidio, la legge ha fallito, lo Stato ha fallito. Quindi... Sì, la verità è che lo stalker, per essere corretti, diventa tale nel momento in cui c'è una sentenza, nel momento in cui c'è un sospetto, c'è anche delle misure di prevenzione. Nel momento in cui c'è un sospetto e c'è uno stato di diritto. Ci sono misure di prevenzione anche ben severe. Adesso lo stalker, se io per esempio, tra l'altro c'è prima un avvertimento, perché il legislatore ha creato delle soluzioni moderate di intervento. Alla prima denuncia c'è un avvertimento, al secondo incominci veramente a dar adito di preoccupazione, quindi ti vengono date delle misure di prevenzione di startene lontano dai luoghi di casa, dai luoghi dei bambini, a una certa distanza. Se ti trovo ti arresto e stai in carcere, invece se adesso ti prendo, ti arresto, ti devo denunciare e metterti a piede libero. La strada è che è pieno di ministri donne questo governo, che non capiscono... Anche dal momento in cui è entrata in vigore la legge. È questa falsa convinzione, perché basta che uno sia donna, automaticamente sia anche brava. Uno sia bravo, sia maschio o femmina, che sia bravo, e se no... Era bravo Vladimir Rousseff. Non si può rimettere... Era bravum. Allora, tra l'altro un primato triste, perché mi viene in mente il dato che ho sentito recentemente: ogni 2 giorni viene uccisa una donna.
Quindi proprio come con si violenza, fa ad abbassare la guardia? con violenza come quella che del caso Palleschi che abbiamo sentito ieri, sto qua che l'ha violentata, è pure vilipendio di cadavere, insomma quello deve stare dentro, davvero devono buttare via la chiave. Noi abbiamo finito il nostro spazio, io ringrazio Roberto Marcato, Presidente del Consiglio Comunale di Padova, ringrazio Fausto Farelli, Direttore del Nazionale COISP e porti davvero i nostri saluti al suo collega e non so, speriamo anche di averlo in trasmissione e anche che stia un po' meglio. Certo. E ringrazio davvero Antonio Bressa, segretario cittadino del Partito Democratico di Padova, chi porti queste cose, chi fa le interpellanze e provi a fare indossare uno di questi capi un giorno se le capita a Renzi. Okay, è una proposta. Grazie ai nostri telespettatori, grazie. Noi torniamo domani, arrivederci. In collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchin Andrea e Carlo. L'arte della pasta fresca.